Presidente, lei è il governatore più votato in Italia. Cosa ne penserà la gente di Bibano e tutta la gente del quartiere del Piave? Ma dovreste chiederglielo. E cosa farà per valorizzare ancora questo il nostro territorio? Ma direi che si è fatto tanto, anche perché basti pensare che abbiamo portato a casa l'8° sito patrimonio dell'umanità, che sono le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. E sto pensando che abbiamo altre progettualità, investimenti nel turismo, nell'ambiente, nelle infrastrutture. Si pensi solo che stiamo ultimando la più grande infrastruttura oggi in cantiere in Italia, che è la superstrada Pedemontana Veneta, che vale circa 2 miliardi e 258 milioni di euro. Insomma, di progetti ne abbiamo tanti. E avendo votato a luglio, secondo lei cosa poteva cambiare? Beh, che facciamo una campagna elettorale molto più tranquilla, come ho sempre sostenuto io, che avremmo avuto meno ansia e psicosi da Covid, che saremmo stati molto più distanti dall'autunno e dall'inverno. Vi ricordo che il 21 di settembre, che è oggi, è il primo giorno di autunno. E dal punto di vista umano, cosa significa per lei una vittoria di questo genere? Guardi, una grande soddisfazione, perché non è il primo mandato, non uno dice vabbè ti hanno votato perché sei simpatico, ci votano perché dopo hanno visto 10 anni di lavoro. È una grande responsabilità, e una doppia responsabilità, perché rappresentiamo anche l'elettorato che non ci ha mai votato, magari non ci avrebbe mai votato, e in questo momento ci sono molti cittadini che comunemente non ci votano, che hanno deciso di darci fiducia. Grazie mille.